Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato dopo un po' di tempo il dottor Antonio Romeo, counselor, grazie di essere qui con noi. Svolge un'attività, adesso ce la illustrerà anche bene, di supporto, di aiuto, di sostegno, consulenza agli uomini che hanno attuano la tendenza ad attuare comportamenti particolarmente aggressivi e violenti nei confronti delle donne, delle loro compagne, mogli e quant'altro. Quindi indirettamente dall'altra parte parliamo di violenza, di conseguenze della violenza sulle donne. Naturalmente autori di questa violenza non è che avviene così proprio lo Spirito Santo, quindi bisogna sempre che la donna agisca, ma c'è qualcuno, sono gli uomini. Per quale ragione scattano questi meccanismi, a volte particolarmente aggressivi, che sfociano anche in omicidi, atti brutali, violentissimi? Cos'è questa rabbia che, tra virgolette, sembra esplodere? Questa forma di aggressività latente, a volte anche nelle parole, nei gesti, nei comportamenti, che porta a delle vite di grandissima sofferenza, non solo per le vittime dirette, quindi queste donne che vengono colpite, ma poi per la famiglia stessa, per i figli che ne portano testimonianze agghiaccianti. E poi tutto questo può lasciare un segno indelebile in chi vive una vita in famiglia dove c'è un uomo violento, ovvero si può poi diventare degli adulti, molti bambini violenti. Cerchiamo di capire con lei tutti questi meccanismi e poi se sono delle escalation di violenza, di rabbia che non sono prevedibili, che non sono controllabili, o si può in qualche modo uscirne, cioè l'uomo violento può uscirne, può trovare una vita normale, riuscendo veramente effettivamente a controllare questo. Però prima di tutto, siccome lei si occupa di un centro di ascolto per uomini autori di violenza, io lo sottolineo perché può essere veramente di grande aiuto per chi ci ascolta o comunque conosce persone che hanno bisogno di un aiuto. Che cosa avviene in questo centro e chi è il counselor nella società attuale? Perché siete figure professionali preparate, perché seguite anche dei percorsi molto impegnativi, però non sono così conosciuti come quella anziché di altri professionisti a cui uno immediatamente si rivolge. Vado dallo psicologo, dallo psicoterapeuta, anziché dallo psichiatra se era avvisabile una malattia mentale. Ci racconti? Sì, il counselor è una figura professionale molto diffusa in Nord America e in Nord Europa. È un professionista che aiuta le persone ad aiutarsi a trovare in sé le risorse per modificare i propri comportamenti. Quindi si conosce ciò che un uomo ha vissuto nella sua infanzia e tutto quanto, però noi parliamo da qui in poi cosa puoi fare per cambiare. Dobbiamo dire che la violenza maschile sulle donne, sottolineo maschile, è un problema solo maschile. Le donne non c'entrano nulla se non in quanto sono vittime, cioè su di loro viene effettuata questa violenza. Il problema è solo maschile. Se io uso violenza su mia moglie, il problema è solo mio. Nel momento in cui io decido di non farlo più, non c'è più il problema. Quindi togliamoci dalla testa che la donna possa contribuire in qualche modo alla violenza, perché è una fake news. Mia moglie può contribuire eventualmente a, come dire, insieme a me, a creare tensione in un conflitto tra me e lei, in un conflitto sano. Provocare praticamente? No, entrambi io e mia moglie possiamo contribuire a creare un conflitto teso. Faccio un esempio: dove andiamo in ferie quest'estate? Io dico al mare, lei montagna. Al mare e montagna alziamo la voce tutti e due, a un certo punto diciamo ne parliamo domani, non troviamo un accordo. Domani troviamo un compromesso. Ho alzato un po' la voce io, un po' lei, ma io ho rispettato lei ha rispettato me, siamo alla pari, ok? Un conflitto sano e normale. Nel momento in cui io invece urlo, batto il pugno sul tavolo o la intimidisco, le faccio paura, comando io, allora lì interviene una forma di violenza, in questo caso violenza psicologica o verbale. Questa roba qua dipende da me, perché come uomo purtroppo con millenni di maschilismo che mi porto sul groppone e che ancora oggi c'è. Infatti ancora oggi molte fake news sono, prima ne parlavamo, questi uomini non sono matti, non sono pazzi, una malattia psichiatrica non incide su questo, mi spiego, il professor Mencaccia ne fa sul Corriere della Sera, ha detto con chiarezza, non esiste sì. Quindi sì, vuol dire che quando noi maschi non dobbiamo cambiare nel senso di
diventare altro da un maschio, dobbiamo solo migliorare. Quando un uomo mi dice ma tu vuoi che io diventa gay? No, se sei eterosessuale rimani pure eterosessuale. Io semplicemente penso che io, Antonio, posso essere un uomo migliore se non uso violenza, quindi tanto per essere concreti, se non voglio controllare mia moglie, se non voglio essere geloso in modo eccessivo e completamente come dire, non giustificato, e se non intendo che il possesso, mia moglie è una roba mia. Se io non uso possesso, controllo e gelosia, non c'è più nessun problema, quindi io come maschio devo semplicemente cambiare e se non ce la faccio farmi aiutare. Ecco, secondo lei, quando lei adesso segue diverse persone, no? Nel vostro centro ci sono diverse persone che vengono spontaneamente perché a un certo punto hanno la consapevolezza di mandati da organi terzi oppure spinti da determinate situazioni, cioè come avviene la volontà, la scelta di farsi seguire? Adesso sempre di più vengono volontariamente, poi possono venire anche inviati dalla moglie, dai carabinieri, dal giudice, dal consultorio, dai servizi sociali, un po' da tutta la rete, diciamo. Come no? si presentano queste persone? Intanto chi sono? Sono persone normalissime, come me. Andiamo dall'operaio all'imprenditore di successo, magari che vediamo in televisione, al medico, al poliziotto, al militare di carriera, all'ingegnere, il funzionario, il dirigente, cioè c'è tutta, diciamo, la gamma di professioni, sono belli, brutti, ricchi, poveri, acculturati o meno, cioè abbiamo tutte le tipologie di maschio. Non c'è una cosa che caratterizza l'uomo che usa violenza, quello che lo caratterizza è fraintendere che cos'è un vero uomo. Purtroppo per un fatto culturale, quello che ci portiamo dietro da secoli, ma anche quello che abbiamo appreso in famiglia da piccoli, nella società, eccetera, nelle nostre esperienze di vita, ci ha fatto pensare che un vero uomo è un uomo che che la sua forza, la sua abilità sia determinata dal comandare, dal controllare, okay? Dal possedere. Ecco, questa è la struttura. Poi si dice, ma dove nasce questo problema? Molti dicono in famiglia. La mamma dovrebbe aiutare il suo maschietto. Ecco, io dico, intanto sono in due, papà e mamma, quindi eventualmente tutti e due, ma è molto più importante la figura del padre nell'educazione del maschio, perché se anche la mamma dice al figlio tutte le cose belle di questo mondo rispetto a come rispettare una donna, ma in casa quel bambino vede il suo padre che offende, maltratta, picchia la moglie, le parole della mamma sono come acqua. Molto più grave l'esempio negativo del padre che non le belle parole della madre. Quindi anche in primis deve essere la figura paterna che ha un ruolo attivo nell'educazione, insegnando quindi il rispetto e determinati comportamenti. Il dramma di questa epoca è che noi su questo tema, oggi in particolare, ci deleghiamo molto abbiamo le telecamere puntate sulla donna, che va bene. Pensi quante oggi donne in televisione o sui giornali parlano della violenza che hanno subito. Ha trovato qualche maschio che parla della violenza che invece ha fatto? No. È difficile che uno si esponga comunque. Bene, perché un uomo non accetta se non quando si fa aiutare, allora lentamente nel percorso tutto si rasserena e tutto cambia. Ma in prima battuta, un vero uomo, anni fa, ricordo quando ero più giovane, in televisione c'era una pubblicità di un dopo barba, non faccio il nome, credo, non posso farlo, no? Bene, e lui, un bellissimo uomo con lo sguardo d'acciaio, la Clint Eastwood, la mascella dura da vero uomo, guardando la telecamera diceva il nome del prodotto, diciamo XY, per un uomo che non deve chiedere mai. Questa è una bufala, questa non è una fake news. Se un maschio non chiede mai aiuto quando è in difficoltà, quando ha angosce, quando non è all'altezza, quando ha paura, la paura fondamentalmente è proprio, nasce dalla indipendenza della donna. Dov'è che c'è più violenza maschile in Italia? Nelle regioni del nord, non nel sud, dove c'è più autonomia della donna. Perché la maggior parte, se non tutti i femminicidi, avvengono quando lei lo lascia? Perché lui si sente perso, perché per lui la propria identità, la propria virilità è nel possedere, comandare e vedere quella donna. Se mi lasci o mi do nessuno. Ma è un fatto di fragilità, non è di forza, capisce? Quindi quando si esce dagli schemi, come dice lei, arcaici, familiari, di una società ancora
ispirata a certi principi che però a un certo punto diventano una società trasversale, perché qua passa da tutto il mondo, perché noi parliamo qui in Italia perché restiamo un po' allibiti, ma in realtà è dappertutto, quindi ovunque, così scattano dei meccanismi inizialmente incontrollabili, che però secondo lei, cioè secondo i vostri studi, possono invece essere controllati dalla persona. La rabbia è un'emozione sana, è come la paura, la gioia e la tristezza. Se non mi dice non mi arrabbio mai, è un problema. Il problema non è la rabbia, è la violenza. Ora, la rabbia consideri con un paragone semplicissimo, ed è come se io avessi del vino rosso in un bicchiere su una tovaglia bianca. Se a un certo punto non interrompo, il vino esce dal bicchiere e fa una chiazza di vino rosso sulla tovaglia, lavatrice. La rabbia è la stessa cosa, sale, sale, sale. A un certo punto, se non riesco a bloccarla, scatta nel mio cervello la violenza ed è finita. Femminicidio. I femminicidi sono la punta dell'iceberg di qualcosa che è un fenomeno sommerso di grandi violenze sulle donne, soprattutto in famiglia, perché la maggior parte delle violenze sulle donne le fanno i mariti e i fidanzati, lo dice anche l'Istat. Sì, è vero, gli sconosciuti sono all'ultimo posto. Ma nella nostra testa, quando per televisione sentiamo stuprata una ragazza a Rimini, diciamo quelli come... Ma guarda che la maggior parte di queste cose le fanno i mariti e i fidanzati. Quindi il problema della rabbia avviene nel momento in cui uno non sa controllarsi. Cosa dicevano gli antichi? Prima di fare qualcosa, riflettici, perché se fai distinto, solo che quando l'uomo fa il femminicidio, poi chiama i carabinieri, freddo, dice ho ucciso mia moglie. Ma come? L'hai appena massacrata e così con questa freddezza? Sì, perché la rabbia è svanita, troppo tardi. Dovevi farlo prima. Noi aiutiamo gli uomini a fare prima su se stessi un lavoro, prima di arrivare alla violenza, interrompere la rabbia prima che diventi violenza. Come si fa in questi termini? Molto semplice. Degli esempi, è molto semplice, guardi. Qualcuno che la segue può anche È molto semplice, guardi. Abbiamo avuto tempo fa un uomo che è stato condannato a 15 anni perché aveva massacrato di botte la moglie e poi ha dato fuoco alla macchina dove era lei pensando perché pensava fosse morta. Lei si è salvata, è andata in un'altra regione, ha divorziato, lui ha perso la patria potestà, dopo metà pena il giudice ce lo manda. La seconda sera ha detto posso? Sì. Ha guardato in faccia tutti gli uomini che in cerchio erano lì con lui, come lui, e ha detto a tutti: se io fossi venuto qui prima non l'avrei fatto, perché non è stato lui stesso un raptus di follia. Erano 15 anni che avevo quel tipo di comportamenti, ma qui mi hanno insegnato, mi hanno aiutato anzi a capire che se io conosco prima quelle cose che provo, non lo faccio. Ha presente quando guida la macchina? Attenzione, controllo elettronico di velocità. Attenzione, controllo elettronico di velocità. Attenzione, 3-4 volte. Lei poi non può meravigliarsi se si becca la multa. E dice, ma non mi ero accorta. Ma sì, hai omesso di vedere tanti segnali. Noi gli aiutiamo a vedere, prima che scatti la violenza, i segnali fisici, di pensiero, emotivi, in modo che invece di dare un pugno in pancia alla moglie, parlino serenamente o comunque mettono in atto comportamenti molto diversi. Si può fare e funziona. Autocontrollo. Sì, autocontrollo. Allora, vi sono uomini che sono freddissimi nella loro professione, magari fanno un lavoro estremo, di grande controllo, quindi non è che a loro manca l'autocontrollo. Però quando, guarda caso, quando tornano a casa, un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde si trasformano. Grande controllo, uomini freddi, veri uomini, duri, fuori, uomini di successo, magari nel loro lavoro, e a casa si trasformano in una bestia. Quindi l'autocontrollo ce l'hanno, ma non ce l'hanno, guarda caso, con la moglie. Quindi nella vita più libera, più istintiva, nei rapporti più di sangue, tra virgolette, insomma, quelli più passionali, forse anche scattano dei meccanismi che non riescono più a controllare, perché non è la normalità, se poi di normalità sì, si può parlare in qualche modo. No, non è normale che sia normale, come dice oggi un bellissimo slogan, non è normale che sia normale, che si dia per scontato che un uomo possa fare violenza sulla donna. Esatto, cioè la maggior parte per fortuna non è così. Quelle persone... dice... No, guardi, lei ha fatto così con la mano. Sì, ho fatto così perché in realtà quando gli uomini qualche volta mi dicono ma qui c'è la feccia della società, dico no, qui ci sono uomini che hanno usato violenza, si sono assunti le responsabilità senza dare la colpa alla moglie e vogliono cambiare. Secondo me qui dovrebbero venire tutti i maschi, perché chi più chi meno, pizzichino di violenza lo usiamo quasi tutti, ma non perché siamo nati così, ma perché secoli di maschilismo ci portiamo dietro, nella testa e nel cuore. E la società attuale permette ancora di dire che un maschio, tutto sommato, queste cose se le può permettere.
Certo, ma allora torniamo un po' indietro, anzi guardiamo in avanti, perché si parla anche di educazione nelle scuole, nelle famiglie, dei giovani attualmente, in modo tale che poi non si incappi nei secoli dei secoli per reiterarsi di comportamenti molto pericolosi, poi tutto sommato. Come dovrebbe agire a monte nei confronti del proprio figlio, sia da parte dell'uomo che della donna, come padre e madre, perché non assuma questi atteggiamenti, perché non abbia questi scatti, perché poi, come dicevo, ci sono molte persone invece tranquille, per fortuna normali, ci sono abbastanza persone normali, tranquille. Anche questi uomini sono normali, solo che fa violenza alla moglie perché, ripeto, hanno idee sbagliate di che cosa è un uomo. Un maschio non è uno che per essere forte deve maltrattare la donna, e questa roba di maltrattare la donna non è nata ieri. C'è da millenni. Nella storia la donna è stata due cose: serva o oggetto sessuale. Aristotele, il padre della filosofia, diceva la donna è un essere inferiore. Pitagora, che ha creato la scuola di pensiero più bella al mondo, diceva che c'è un principio che ha creato l'ordine, la luce e l'uomo. C'è un principio che ha creato il caos, le tenebre e la donna. Okay? Sant'Agostino diceva che il corpo della donna deve essere nascosto agli uomini, allo sguardo degli uomini che a vederlo impazziscono. E via discorrendo, fino a 20 anni fa c'era il delitto d'onore in Italia, cioè non siamo fatti mancare niente. C'è una cultura che ci portiamo dietro da millenni, e ancora oggi educhiamo i maschi. Non c'è solo la famiglia, c'è la scuola, ci sono gli amici, c'è la società, ci sono le leggi. Guardi quanto tempo ci è voluto anche in Parlamento per fare certe leggi. Adesso sono sufficienti? No, perché tu con l'allontanamento l'uomo gli dice: tu non puoi andare a casa della tua ex perché altrimenti ti metto in galera. Quello ci va lo stesso, poi li metti in galera, ma la frittata è fatta. Quindi per togliere dalla faccia della terra la violenza maschile sulle donne bisogna che noi uomini cambiamo, non c'è alternativa, e su questo le donne non hanno nessuna responsabilità e possono fare anche se non una cosa. Le donne possono fare due cose: intanto armarsi di grande autostima. Una donna che ha tanta autostima non si fa rivolgere violenza, e l'altro è il primo schiaffo, la prima parolaccia, lascialo, a meno che non voglia farsi aiutare. Con queste affermazioni andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme.